Allora, sono qui con Kevin Marcon. Ciao Kevin. Ciao. Intanto debutto stagionale in A2 per te. Sì. Allora, raccontaci che tensione hai avuto nell'entrare in una partita di questo tipo in cui Montecchio doveva recuperare contro la capolista. Sì. Cioè, era una partita molto difficile anche perché erano i primi in classifica. L'anno scorso ho giocato in A2, ma quest'anno è la prima volta, quindi la tensione c'era, non ero più abituato. Sì, abbiamo visto insomma qualche giocata anche con coraggio, ti sei fatto cercare, insomma, pertanto così non sei riuscito a fare il gol per quel tiro che è finito alto, però questo penso sia anche l'atteggiamento giusto. Cosa ti ha detto Ivano Zanfi quando ti ha detto dai Kevin, va dentro? Ecco. Dovevo stare, ci diciamo, in punta davanti alla porta e cercare di fare gol. Ecco, penso sia per un ragazzo giovane come te formativo, costruttivo e anche un gusto vedere dall'altra parte uno come Federico Ortiz che ti gioca contro, no? Dalla pista, dal parquet, che giocatore hai visto? È un giocatore tecnicamente molto forte, si è visto. E marcarlo è molto difficile, quindi anche in due è una bella sfida. Diciamo che voi a Montecchio insomma non avete da meno perché Franco Giuliani nelle ultime 3 partite 2 assist ma soprattutto 7 gol, quindi Franco per te cosa rappresenta? Per me è, diciamo, una sorta di sicurezza che è sempre presente, ci parla molto durante le partite e quindi anche in campo dargli palla è una sicurezza. Bene, allora Kevin, io ti ringrazio tantissimo per queste battute, ti lascio fare la doccia e veramente ti auguro in bocca al lupo per le prossime partite che avrai appunto con in A2, insomma, visto che hai sostituito Andrea Zanini, Sì. visto che era squalificato, e per i prossimi campionati anche giovanili. Grazie mille. Ciao, Sai. Ciao ciao.